oggi qui a Mazzarino. Ospite zenzero e limone. Complimenti veramente e spero che i miei video e questo diciamo paesello della Nota Sicilia fa diciamo conoscere il prodotto diciamo dell'olio veramente che io lo chiamo olio extraterrestre, olio oro della Sicilia e di Mazzarino. Applauso! Benvenuta a Come ti fa? Coccoletto, spazzatura, mazzaretti, con la cipolla, insomma sono dei prodotti tipici della nostra diciamo Sicilia. Della nostra... mamma aspetta. Quello che dobbiamo cantare, venire lì, guardare la strada, ho visto una valorizzazione abbiamo pure valorizzato. Non può assaggiare. No, vieni. Altra produzione, azienda Vale, vedi, olio. Allora, poi abbiamo una produzione aziendale e io sto rimanendo contento veramente di questa diciamo realtà che oggi voi Mazzarino state diciamo costruendo per conoscere il prodotto veramente che il mondo deve conoscere tutti i giorni. Consumiamo olio, tanto è per la salute nostra e per la salute dei bambini. Stiamo attenti che olio compriamo. Olio diciamo che io dico sempre senza trucchi e trucchetti. Questa è una parola veramente che effettivamente dirò e lo dirò per sempre fino all'infinito mio. Io dico sempre Ragazzi, condividete. la nostra salute, la salute dei bambini e la realtà che effettivamente noi ci rivolgiamo diciamo, a essere un prodotto diciamo, mal digestito. Senza una volta per friggere. Abbiamo l'olio, ragazzi, noi buona fare assaggiare l'olio di questa azienda, l'olio che vale. Complimenti veramente, spero che tu inoltri veramente come mio nipote Vincenzo, inoltri un prodotto diciamo pure tu a fare atto e conoscere di dove viene l'olio, mi pare conoscere l'olio. Zenzero, una volta per friggere si usava l'olio di seme, si comprava, perché l'olio rosso era grasso. Ma com'è questa cosa? Allora, l'olio di semi effettivamente è trattato, è chimico, ci sono prodotti effettivamente che noi dobbiamo usare, noi lo diciamo sempre, scusate che parlando ma se no l'olio di semi effettivamente non può sussistere utilizzando Niente, ci fanno togliere l'olio. E dopo levamo. mettere un olio buono. Prendi il tovagliolo e lo butti. E gli fa diciamo interessare la situazione. Questa è la nostra scuola agraria di Mazzarino, che è anche un'azienda che produce
complemento. Allora, io oggi non ho parole, mi aspettavo diciamo, questa spettacolarità veramente che sto vedendo con i miei occhi. Io dico che io non mi devo chiamare Patrizio, ma San Tommaso, provare, toccare per credere. Oggi sto provando a incastrare per un prodotto veramente genuino. Beh, l'Istituto Agrario Mazzarino abbiamo Veramente. abbiamo una scuola alberghiera di Carafa, Mazzarino di Riesi, con delle ragazze che qui noi stasera hanno piano parlando per servire le varie metanze. Buongiorno ragazze, lo conoscete? Complimenti, Lo conoscete? ciao. Lui è Zenzero e Limone, Sicuramente. il professore, Senza meno. professore, cosa abbiamo qui? Olio, aprile, Abbiamo un'esposizione di si avvicina. produce la ditta aprile Sì. di Mazzarino. Ti metti vicino ai ragazzi così facciamo una bella panoramica, un bel sorriso ragazzi. Allora, qua è, siamo un prodotto di Riesi, questo olio di Riesi. Mazzarino questo. Allora, questo Mazzarino, ma l'olio È diciamo. comprensorio Riesi. Bravo, io voglio un limitrofe tra Mazzarino, Sì, è comprensorio, Rata Franca, Pietra Perzia. Allora è un insieme di una produzione veramente che oggi c'è questa saga dell'olio che mi va veramente onorato e onore di quello che stiate facendo conoscere a tutto il mondo, perché io spero pure con i miei soci di mostrare un prodotto sempre molto di più. Questo olio che abbiamo in Sicilia è oro, ripeto, fino alla morte, oro, e lo dobbiamo fare valorizzare, anzi, io il sindaco Mimmo Giusto Paraci e l'assessore e tutta l'amministrazione comunale di Mazzarino, io chiedo fortemente che non finisce qua la divulgazione di questo olio, che si prosegue giorno per giorno, non solo pure l'olio, ma tutti i prodotti nostrani siciliani della tua terra, che mano a mano tutte queste persone, ragazzi, stanno scomparendo, senza che io parli il mio dialetto particolare, che emigrano per non dare la possibilità magari di far conoscere la produttività nostrana siciliana. Bene, vogliamo far vedere tua nipote. Vincenzo, Guardate il quadro della salute. allora, Vincenzo mi ha promesso che studierà agronomo, la terra, lui gli piace la terra, gli piace raccogliere le olive. Questo è un messaggio che io ogni volta andando in campagna porto i miei nipoti, dove far conoscere e toglierli le PlayStation di queste oggi della nuova tecnologia, per far conoscere la terra a tutti i bambini, perché oggi tutti i bambini mi chiedono e mi seguono perché porto pure i miei nipoti a far conoscere dove nasce l'olio delle olive, il grano, come si mattina, tutto quello che produce la terra. Quello che io voglio avvisare a tutti i familiari, a tutta la famiglia che i giovani, i bambini, portateli in campagna. La gente ci conosce, la produttività, dove viene il mangiare, veramente. Perché oggi i ragazzi non conoscono cosa mangiano. Questo è la mia casa. Vincenzo e tutti i miei nipoti in campagna per far capire e dare un esempio a tutte quelle persone, a tutte quelle famiglie, di fare come faccio io e aprendo stanno dare a conoscere le pecore,
oggi si può sponsorizzare i suoi prodotti con il cellulare. Perché io dal mio piccolo Villa Rosa non la conosceva nessuno. Oggi come oggi Villa Rosa è un punto di riferimento turistico, pur sento che non è Villa Rosa Mazzarino una più realtà di Villa Rosa, ma con Navi Monete. Però si fanno le foto da Cappella a Villa Rosa. Però è una cosa che per far conoscere il Ragazzi, prodotto condividete. che abbiamo un cellulare che tutta la gente le devono sfruttare. Bravo, senza. Noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi alla prima saga del Rosso. Non poteva esserci, amici telespettatori, presentazione migliore con un personaggio che viene dalla campagna, è di Villarosa, un influencer che ha tantissimi follower, tantissime persone che lo seguono. Grazie di vero cuore per essere stato con noi e viva l'olio! L'olio siciliano, viva Mazzarino e viva tutta la Sicilia, e notciamo questo prodotto e tutti i prodotti siciliani e non ci scambiamo e non ci vergogniamo, perché effettivamente il nostro prodotto è il migliore del mondo. Grazie Zeta, un applauso, bravo! Stracco. Cioè, ha diretto. Ancora due cabine e io il telefono. Salvo, ti ho portato un berrettino per... Ah, la musica italiana, è una musica siciliana. vabbè. Bisogna staccare a diretta. Basta. Ciao zia. Di Mazzarino e dintorni. Abbiamo il gruppo Monte di Mazzarino con il Giulio senza un limone, che sono venuti ad omaggiare così la sagra, sono venuti a dare la loro presenza accanto al carretto siciliano. Viva la Sicilia, viva Mazzarino! Lei è bravissima Paolo. Daisy. Vieni. Dice Guccione. Daisy, dammi la mano, vieni. Oggi mi trovo a Mazzarino e sono emozionato.
orgoglioso di essere di questa cittadina. Un ringraziamento intanto lo voglio fare a tutta l'amministrazione, Salvo viene in Salvo. Io faccio un appello a te e a tutti veramente e ai sindaci e agli assessori veramente di quello che si sta organizzando oggi a Mazzarino. Veramente. Salvo Bonafini, ma non è, diciamo, io lo conosco già da un po' di tempo, ma già mi aveva detto, mi aveva annunciato che io lo farò. Non lo battevo, non ho promesso. Daisy, tieni il sacchettino. Guarda, io ho ricevuto un premio anche Fermo. Dammi la manina. Non ti compro niente. Daisy, guarda cosa ti dà. Euro te lo do, aspetta. Sicuramente stiamo contando, non possiamo pagare, però Vai dalla nonna. Allora, mi devi dare la mano. Tu da scappa. Non è scappa. Dacciamolo la nostra richiera. Potete assaggiarlo, insomma, continuare ad assaggiarlo, l'olio dell'azienda, Gliel'ho dato? l'olio dell'azienda No, Guccione di Mazzarino comprato a Floreste. La signora dice sì? ah no, questo ce l'abbiamo, facciamo bene, la cucciolo, uno tieni, alla sicura, però qua, E per la carnagione, per la pelle, toglie 30 anni di età. assolutamente. I giovanissimi. Ecco, 30 anni di età in meno, con l'olio di mandorla, l'azienda Guccione, complimenti. Tanto complimenti veramente per tutta la delegazione che c'è. Potete assaggiare, dottoressa, complimenti ancora, auguri, posso tenerlo? Andiamo a chiudere questa parentesi qui dal chiostro del comune di Mazzarino. Conclusione, la terza giornata, consenso, chiudiamo questa parentesi, la giornata conclusiva della prima sagra dell'olio di Mazzarino. Sta andando bene, molto bene. Appuntamento a questa sera dalle ore 19 in poi. Non mancate, ancora grandi sorprese, grazie a Cesare. Piano, non con il colpo, con la mano lo potevi. Non te lo si prende. Sì.